benvenuti nella nostra comunità. La nostra comunità stasera è molto contenta di avere tutti voi stasera per questa rappresentazione che abbiamo ideato. Siamo lieti, contenti di avervi qua stasera e speriamo che quello che si farà entrerà nel vostro cuore. Di che cosa si tratta questa sera? Qualcosa di attuale. E già il titolo di questa serata ce lo dice, e quindi un po' l'argomento si parla di una dipendenza, in questo caso il gioco del lotto, ma non solo quello del lotto, in questo caso stasera parleremo di questo, la dipendenza di tante altre cose. E quindi vediamo che è molto molto importante nella società le persone che hanno dipendenza del gioco, del fumo e di tante altre cose che non sto qui ad elencare. Diciamo che ogni personaggio di questa breve storia ha una propria personalità e quindi vi prego stasera di fare attenzione a quello che si dice, a quello che fanno. Comunque diciamo che abbiamo cercato di trarre l'argomento in modo abbastanza leggero, perché veramente è un argomento molto serio, cercando anche di farvi sorridere un poco, quindi ci sarà anche qualche battuta. E poi speriamo, perché come la maggior parte di voi saprà, siamo un gruppo, perlomeno quelli che reciteranno, è un gruppo di persone che non sono attori, sono improvvisati così, ma hanno messo molto impegno in quello che stasera faranno. Quindi la mia preoccupazione è questa, che magari se qualcuno sbaglia cerchiamo di incoraggiarlo, perché vi ripeto non sono attori. Quindi ringrazio tutti quanti che siete qui stasera e spero che quello che sarà voi ne fate una piccola riflessione per il dopo. Quindi vi ringrazio tutto, ma prima di iniziare vorrei ringraziare il Signore e fare una preghiera, e poi dopo spegnerò anche i telefonini, perché mi è arrivato proprio un messaggio e mi ero dimenticato. Signore Padre Celeste, ancora questa sera sentiamo la necessità di lodare il tuo nome, di benedirti, di ringraziarti per tutte le benedizioni che tu ci dai. Questa sera siamo qui perché vogliamo testimoniare di te e ti preghiamo per coloro che ascoltano stasera, che tu possa parlare ai loro cuori, Signore. Ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù il Signore, che è benedetto in eterno. Amen. Che il Signore vi benedica tutto, e tu adesso iniziamo. La 20th Century Evangelic Church of Stoccavo vi presenta la lotta del lotto e vi augura un buon divertimento. Ho giocato 3 numeri al lotto, 25, 60 e 38. Pensa un po' che successo farà, la canzone se il terno uscirà. Ho giocato 3 numeri al lotto, 25, 60 e 38. Vi ho giocati convinto perché vi ho sognati tutti e tre. Ho fatto un sogno tanto tanto bello, era un castello sotto il cielo blu. C'erano tanti pappagalli, rossi, verdi e gialli, che dicevano così: giocali, 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 giocali. Ho giocato 3 numeri al lotto, 25, 60 e 38. Li ho giocati convinto perché
usciranno tutti e tre. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, signora Finina, come state? Bene, bene, mi portate dopo gentilmente un caffè, un cornetto? Va bene, il tempo che riscaldo la macchinetta vi porto il caffè Va e il bene. cornetto. Va bene. Osteria da Vincenzo. Con Giancarlo era così. Osteria da Vincenzo. Ecco qua il vostro caffè. Grazie Vincenzo, grazie. Come va? Sta a posto, voi avete bene aperto? E adesso dobbiamo solo lavorare. Mi pare che avevo un film cliente. Andate, andate. È andata a come ci può. Lui. Buongiorno! Prendete qualche cosa, prendete. Scusate, ma capite? Ho detto buongiorno. Prendete qualche cosa, prendete. Ah, se prendo qualche cosa. Date un po' subito, datemi dire la settimana, però. Perché non sei già settato, scusa. Sì, però mi devo sistemare, no? Ma ti sei sistemato poco. Ma ci sistemato? Sì, è un po' che scopre. Però. Con il narice stamattina io mi preparavo una bella fortuna. Ok. Ah, provo. Oh, adesso per piacere, io sono arrivato e sono un cliente. Mi raccomando. Il cliente che ancora deve prendere niente. Il mio gruppo è di stamattina. Adesso per piacere, aspetto un amico. Quando lo vedete arrivare, arrivate pure voi. Meno male che anche te la ricordo qui. Ah, papà, ma ho cominciato pure un po'. Ciao Toto, Oh, vicino. qui sta gennata. No. Dovrebbe passare da queste parti. Sta cercando un nuovo lavoro. Ah, ma è successo qualche cosa? Comunque è successo che ho avuto la telefonata del proprietario di casa che vuole venire a casa a parlare con Gennaro. Speriamo niente di male. Dici, ma che poi mai volevo fare in casa? Volevo un piccolo aumento, no? Beh, secondo te questa è una cosa buona? Non la conosci la nostra situazione? E come, no? Dici, come la conosci? Che speriamo che viene penato Mourinho, quando speriamo che la chiamate penata con... Speriamo, ma non credo. Comunque, se vedi a mio marito ci fai l'imbasciata, mi raccomando. Non manca così, non ti preoccupare. Ciao, Buona Toto, giornata. ciao. Ciao. Andiamo prendete o non prendete? No, capo. Ma avete visto il mio amico? Ho visto parlare con la signora. Ma perché viene da parlare in questa osteria? Si può vedere che si può parlare a te. Ma che fai un compagno, mi tornate, venite dopo, venite più tardi. E veniamo più tardi. Eh, E vedremo se consumano qualcosa. insopportabile. Oddio, Gennaro, oh, ti stiamo aspettando, vedi, vedi. Ciao Totò, ciao, come stai? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Ma come minuti fa proprio è passato tua moglie vicino? Ti cercava? Mi cercavo. Eh. Niente di meno, non posso uscire a casa che subito mi cercano, sai? Ma che vuoi? Lui, hai chiamato padrone di casa. Chi non tiene niente che fa? Può sempre parlare. Chi certamente non ha da aumento. È quello che ti ho detto pure. Ma speriamo che no, però. Per noi non è un momento tanto buono, Totò. Per lui, a chi lo dice? A chi lo dice? E come ci hanno accucchiato bello tutte e due. Mamma. Vabbè, va. Ma comunque pensiamo a noi, va. Che niente nuovo. Niente, no, una cosa nuova. Ma tua moglie è uscita poc'anzi, mi diceva che tu stai cercando un nuovo lavoro. Sì, purtroppo
6 mesi fa, Don Salvatore mi ha licenziato. Perché? Perché Don Salvatore mi aveva affidato un servizio che va a fare, no? E che dovevo prendere anche dei soldi dal cliente. Io mentre ritornavo al negozio, ci incontrava un'amica che mi ha raccontato che ho fatto proprio, ma strana assai. Niente di meno che era un cavallo, no? Carina all'ippodromo se ne era fuiuto per la vita. Accetta qua, mamma mia, ma si metteva paura. Io subito ho fatto 3 numeri. 69 cavallo caputo, 72 per la vita e 90 paura. Però tutto, non tenendo i soldi miei, ha giocato i soldi rimasti. Ecco, i numeri sono asciutti, io non c'ho i soldi. Ma che daccia dice, dottore mio, come è asciutto solo cavallo dall'ippodromo, si è asciutto solissimo come un burro bancolo. Cioè, fammi capire, Gennaro, uno numero ne pigliate manca una lira. Niente, neanche una lira. Però poi, io non sapendo che va a fare, a Don Salvatore c'è la città della verità, no? E io mi ha licenziato perché non era la prima volta. Ma pare normale, li rubate, li bruciate. Hai ragione, mannaggia a me sto pizzicatello, mannaggia. Però ma poi sono rimasto sull'ultimo spiccio, ma voglio andare a votare short perché per me tutto è l'ultima spiaggia. Voglio, per quanto adesso non bisogno più su io, prima non fa venire, non bisogno più su io, ancora l'ultima spiaggia, ma è da si mangia un po'. Ma non mi dice così, tu sai che non mi piace quando... Allora, ma se lo facciamo era una battuta. E tu mi pare un po' portaseccio. No, mi pare proprio che si invece. Allora avete deciso? Spendete qualche cosa, prendete? Se prendiamo qualche cosa. Io mo sono cassettato, Non siamo già aspettati, non si capite, ma ci metto proprio una bella pattona. tanto dobbiamo sistemare però. E poi lo chiamiamo, va. Ci capite, qua siamo tutta una famiglia. O vado a pigliare lì e va poi. Proprio che ci abbiamo qualche cosa. Va bene. Ci manca qualche cosa, Maria, lo sei già? Buongiorno, che fai qua? Sono venuta a giocare i soldi diretti dalla Torina. Veramente? Ma ti sta Però ti devo dire prima una cosa. Ma tu sai la sinistra insieme a lavorare a fumare? Lo sapevo, ed era 2 ore che iniziamo un'altra volta. Che le pensavo una cosa, quando eri piccolo, che le tante che facevo, ci mettiamo, si fumava piccolini. Non sta bene, no, belle e buone costure e coscienze. Il fumo fa male alla tasca, fa male alla salute. Mira, non sta bene però. Hai fatto proprio bene. E tanto mangiare ma lui la mia però non si fuma. Hai fatto buono. Che pure a me volevo far studiare la verità. E questa puzza, o sai che ti fa male, e quando soldi spieghi. Ma quando dice, ma te che te non posso? Le offrivo una sigaretta e diceva fumate una sigaretta così ti passa il tempo. Sì, ma quelle poco di resistenza. Sì, volevo fare resistenza proprio tu. Andiamo. Dai, sì. Andiamo. Uè, Ciao Maria. Come stai? Tutto a posto, non c'è male. E tu? Ci sono da giocare i soldi e i biglietti nostri. A me era che dicevo Fammi la prendere, l'avevo messo Facciamo sti numeri. E che si dice a te? Rapidi come vanno i soldi? Da già dicere non troppo bene purtroppo. E come mai? Come mai? Le persone non vengono più a giocare da me all'otto come una volta. Preferiscono chi li gioca a raggiungere un rapporto umano. Ma perché, scusi, che significa? Non ho capito. Che significa? Sono tutti quelli giochi elettronici come Super Enalotto, 10 lotti, soprattutto quei giochi che si giocano online al computer. Ma la gente non è che interessa a giocare quelle piccole vincite come ad esempio un'altra. Preferiscono quelle enormi vincite. Sì, e quando escono queste enormi vincite? Solo un suono? Sì. A me mi dispiace perché io da generazione della famiglia mi facevo così, ma no, è finito tutto, niente. Perché? Perché la gente non gioca più. E fosse pure ora che la gente finesse io qua, me compresa. Tanto zitti, dai, tengono progetto per la casa, che la cosa ci spiega. No, anzi,
a speranza di ma sei pure il gioco più accattivante, Ma che è più bella. Le persone stavano in contatto, parlavano, aspettavano che succedeva qualcosa oppure un sogno particolare. Non venivano a fare il numero a 2 e noi venivano alla fine fine e fuori. Ah, che bei tempi! Quindi a te piaceva di più il gioco del lotto, giustamente, perché si parlava di più, si aveva più rapporto umano. Sì, è giusto, si parlava, si diceva una parola. La gente giocava giusto quel poco per la vincita della giornata, capito? Si parlava, non si parla più. Ma mo? No. Vabbè. Sì, era finito. Ma quei due che stanno seduti là, non sono quelli che giocavano un sacco di numeri da te all'otto? Da Giarisce, da Maria, stanno stamattina là, poi stanno aspettando che succede qualcosa, poi mi aggiungo i numeri a 2. Allora magari dai, ma dove ci divertire poco, ma ci diamo un po'. Questi sono i numeri nostri. La battiamo di giorno, bisogna. Ti ha segnati. Speriamo che vanno ancora. Speriamo, siamo delle vere amiche. Io sono che amiche siamo. Giusto. Eugenia. Ah, senta, ritorniamo da ti faccio un momento la telefonata a Nanninelli a Fiume. Perché faccio venire a fare un po' con te, capita, finire la pizza. Che bella idea che hai avuto. Ti faccio una quanti numeri c'è? Vai. Qualche cosa per te. Mamma mia, che c'è un ombrello però, un fazzoletto. Lo tengo. Che successo? Che avete detto? Ho detto buongiorno. Prendete qualcosa, prendete. Invece ci stiamo accomodando. Allora avete Ci stiamo sistemando. Nel momento solo. Stiamo decidendo. Andiamo, portateci la lista. Guarda, ora vi porto la lista Bravo. e prendetevi qualcosa. Va bene. Mamma mia, è depresso fare. Magari stava lui che tu potresti ma... Ecco qua la lista, che deve non prendete. Sì. Bella battuta, ma Allora, portateci 2 stocchi 84. vi sto contando a bravo. 2,84, scrivi. Hanno preso qualcosa. Finalmente tu non fai le numeri, finalmente, vai. 2 a chiesa, 2 a creatura, 84 a chiesa. Te che te soldi e vai a giocare presso. Ti raccomando, ambo secco per Napoli. Napoli Ambosi. Vai. 2,84. Vai. Sì, sì. Vai. Mega mamma. Vamos, vai. Buongiorno signora Rafilina. Buongiorno. Buongiorno. Mi giocate un bell'ambo. 2 a chiesa a creatura e 84 a chiesa. 100 euro. Ambo secco per Napoli. E come mai stai qua? È successo qualcosa? No, signora Rafilina, è Gennaro là, io pare. Sono che soli. Sì, l'ha mandato. Gennaro, dice a Gennaro, ma darà ancora a giocare ieri. Vabbè, signora Rafilina, ma che non me la date i soldi? Te l'ha dato nuovo, ma ieri non c'è venuto. Vabbè, poi ce lo dico, non vi preoccupate, ma giocate con quest'ambo secco. 2 a creatura, 84 a chiesa. Grazie. Oste! Che è successo? È un guacino. Allora, sentite, Dita. ho detto così, al posto dello stop 84, per il momento c'è venuta una cosa sia per i liquorini della casa, per esempio ci portate 2 liquorini ai 5 agrumi. Va bene. L'importante è che sapete qualche cosa. Che cazzo sapete mai niente? Toto cancello subito 84, io ti dico 5. Un 5. Ma immagini giocato di 84. E mo vai a giocare pure 2 e 5, va. Ma possiamo fare scipazzi. Non ti preoccupare, te che dei soldi, vai a giocare, va. Vabbè, ambo secco per Napoli. Sì, vai. Ari, buongiorno, signora Rafilina, buongiorno, signora Lorca. Questa volta mi giocate un bell'ambo come tu le prima. Però lui mi ha chiesto, che mi chiama? Ah, ma ecco la mano, ma che stai dicendo con questa voce? Ma che sto dicendo? Che la mano, o numero nella mano. Ah, 5, Oh, ma cinque. buona, 2 e 5.
2 e 5. Ambos secco per Napoli. Grazie. Oste! Ma che avete combinato? Poveretta, zitta, tutto prima, cosa hanno rotto pure tutte cose. Dica. Ho detto così, per il momento, se non avete ancora preparato il bicchierino di pulita, l'avete preparato? No, ma già preso mi sei rimasto qualche bicchiere. Allora fate una cosa, intrattenetemi un po', perché veramente non volessimo dei belli bicchieri d'acqua, perché c'è venuta sete. Oh, ma l'acqua. Vuole cuore, ma l'acqua. Figuratevi, c'è venuta sete acqua, un po' di bicchieri d'acqua. Va buono, allora vado a pigliare l'acqua. Signore, come ci ho voluto buttare questa acqua? Cosa dici? Come ci ho pigliato? Non me ne necessita pure l'acqua. Non me ne volete l'acqua. Lisci, o frizzata. No, senza bollicine. Abbondante, mi raccomando. Signora, i bollicini per La fare ricava. l'acqua. Hai capito? Va. Allora vado a pigliare l'acqua e poi. Sì. Oste! Dica. Abbiate pazienza, vicino, se ci state Gianduiotto, se ci sono, vicino all'acqua, portate pure 3 Gianduiotto. Va bene. Non mi dice niente, vai a giocare alla tavola. Natale. Vai a giocare, Ma Natale. 3 euro, va. E fambre! Oh, vuoi tu mi fai cale? Tu eri chiamami qua, come faccio male? Ma guarda. Signora Raffaellina, buongiorno. Tu stai sempre a casa, stai fatto una casa da questo magazzino. Signora Raffaellina, giocate un'altra 3 euro. Ecco qua, non me ne più. Buongiorno. Ecco qua i miei bicchieri d'acqua di fonte e il magliatino di fontana. Bravo. Ecco qua. E piano piano. Va bene. Andiamo a su. Grazie a te.
Senti, che hanno fatto? Hanno fatto un po' di così. Una canzone, una bella canzone. Grazie. Domani. Grazie a te. Se fa piacere. Senti, mi fa poco. Sì, sei benvenuto. Che si dice? Vacanze, diciamo di sì. Un lavoro che ne parliamo proprio. Ma non Faccio no, spendete qualche cosa, spendete. ha detto se prendiamo qualche cosa. Se prendiamo qualcosa, allora prendo quelle che hanno preso i due amici qua. Amici vostri, non hanno picchiato niente. Niente. Si va a aspettare a me. Caffè. Portateci 3 caffè. Di cui uno amaro con lo zucchero a parte. Va bene. Va bene. E allora, quindi stavi dicendo, come a casa, qualcosa? Sì, vacanze, il lavoro, vacanze. Un lavoro ne parliamo proprio. Tu ti fai fatto tu. Vabbè, ma Alfredo è un amico. Ma non so fatto di tuoi. No, ho capito, ma che le rane? Non va bene, ce l'hai, andiamo a stare in una tranquilla. Anzi, fammi vedere un po' questo menù qua. Tengo belli liste. Ma questo pare un'enciclopedia. Hai visto vino? Vino all'aglio. E l'aglianico. Vino all'aglio. E chissà, piede di colombo. Opere valungo. Ma si traduce lui proprio. Sì, è isso. Ma è simpatico però. Mo ce lo porta. Qualcosa, un caffè? Io penso che ci vorrà un sacco dietro. No, l'Espresso. Espresso. Oltre già. Sta arrivando. Oltre già. Sembra dire 3 caffè. Sono 3 caffè. Scusate, dai. Uno per lei. Grazie. Una mano mia, un altro per lei. Questo qua amaro. Questo è amaro. Con la zuccherina. Ok, grazie. Allora. Ma guarda il zucchero stamattina. È troppo così. Pedalo. Hai detto che perde la Roma. Ma che ce ne porta io per dare un passo peggio un altro? Ma non è che sei partito di strada, ma preso? No, ieri sì. Prima di andare a dormire, oggi mi sento frigorifero. Che bello curiato spiritoso. C'era la capa fresca, a Roma. Non posso mirare. Non solo che mangi fatto stanotte. O suona? No, non mi hai buttato niente. Ma poco. Io pensavo che stanotte mangi suonato un cane. No, aspetti. Erano 7, anzi, 2 7. Ah, 2 7. 2 volte 7. Che stica, che stili 7. Salivano 4 sotto un muro. 4. Tutto scritto. Ma 14, 7, 14 è fumiato. 44 il cancello. E che ha fatto su ubriaco? Che la mano prima leva? Ma che non sa, io sto sentendo un suono. Ma non senti più niente. Ma non senti più niente, ha una calata voce, Totò. E che te sordo, e fa giocare una tua biglietta e speriamo che sia vota buona, va. Va, vicino, va. 14 a 44. Afferma, dice niente. No, va. Signora Rafilina. Di nuovo. Guardate, manata 14 e 44, 14 ubriaco e 44 il cancello. Oh mamma mia, con ubriaco fatto qualche incidente che tu da lei? No, io che ne saccio, mo sono mi saccio solo una cosa, signora Rafilina, che a San Marino perché è un'anziana da vicino a chi non da venire, ma fanno male, sono pure caro. Giocate, Gennaro, ma tu stai guardando? Speriamo in dovrei Ma no. È solo un biglietto. Ma su vizio un volo? Ma io non tengo nessuno vizio, a freddo. Nessuno vizio, di sabato che tu non porti più una lira a casa tua, sono mesi. No, mesi proprio,
Sono tutte male lingue e poi domanda a mia moglie Lucia. Sì, male lingue o non male lingue, il gioco è un vizio come il fumo, le droghe addirittura, no? E bisogna combattere, bisogna lottare. In questo caso è una lotta dell'otto. Ti devi solo affidare al Signore affinché ti dia la forza di smettere. È l'unico sistema, guarda. Che tu non ce la puoi fare. Sì. Guarda quando abiti Ehi, tu che stai? Sto qua. A te proprio tu Anna? Ma tu stai casina strega, dai a Tu sei proprio una Viene cosa a bella! Tu dai sta cadendo! rompo uno schiaffo. Oh, ti scippo tutto a basso! Io ti faccio strascino, sai? Ma ti spezzo tutte le linee! Io ti schiatto con una pena. Io ti schiatto tutte le vene! Io ti faccio venire una mossa. Io ti spezzo tutto l'osso! Ma da lì per certa gente, allora voglio soltanto. State zitto, figlio me, che io non ti scatto tutta la trippa! Oh, Borrico ti scioglie, si non pur bene a Pasqua. Io ti scippo tutta la faccia e ti spezzo tutte le braccia! Da pizzologno buono e ti faccio ospitare, Figlio me, io ti spezzo proprio un pollo e ti faccio vedere più di mano! Parlite, a voi fornica, ti faccio scomparire. Figlio me, state zitto, che io ti faccio squagliare! Cioè, se fa piacere, non dicete niente. Non dai per tutto il mondo, potete ripetere un attimo. Sono iscritti ai numeri. Ma cacciarci scrivono, le notte ammazzate a 69 la Va bene, solo là non ci dovete appigliare. va bene, bene, bravo, hai fatto pure. Faccio una listata poi. Questo è l'ultimo biglietto, va. Sperando che l'ultimo che entriamo più avanti. Non abbiamo più soldi, va. Mi sto a 5, Vai. non ti presta niente. non finimmo, sta situazione. Signora Filippo, non dicete niente stamattina. Poi ti giocare, i numeri la appiccica qui. Credo che tutte le parole che sanno all'inizio ci messo tutti i numeri alla smorfia. Ma perché voi avete capito tutte cose che veramente? E certamente, perché tu non hai capito niente. No, io ci ho pigliato solo 38 ammazzate e 69 la appiccica. Poi ci ha chiesto, ci trombite di pelle. Hai troppo. Che lo ripetevo nell'appiccico per te, ma mi rendo conto. Invece, siccome a stamattina state giocando un sacco di soldi, io non ti dico proprio niente, ti gioco solo l'amba che mi hai chiesto. Va bene, giocatemi solo là. Giuliano, ma vuoi venire ora? Io dico più per te, stai spendendo soldi a morire, ti stai rovinando. Gena, Alfredo Caro, questo è l'ultimo biglietto che ho fatto, l'ultima giocata, te lo prometto non gioco più. Vabbè, vedi, spesimo capitale, Tu che stai? A ci voglio aspettare a casa. Disse Papanè, noi, ma poi è stato Totoro, ma fermate, mi ha fatto aspettare con bar. Io? Quando mai? Ma fai male. Colpa tua, mi hai fatto fare tardi. Gianna, per fortuna ti conosco troppo bene. Per ti scusare la colpa a Totoro. Giusto, Hai ragione, lo ci. Ma in fin dei conti si è trattato di un momento di debolezza. Debolezza? Ma quale debolezza? Tu hai fatto l'uomo, capite? Ti tiene una famiglia, una moglie, i figli. Ma quando vuoi crescere? Luci, calmati un po', si ragionamento la ma fa a casa e non qui al bar. A casa? E quando ti vedi a casa? Che stai sempre a calci con bancarotte? Forse che stai a casa tua con bancarotte? No, Luci, ma basta, va a casa che subito vengo, va. Gennaro, io vado a casa, ma solo per fare valigie, perché i figli nostri e per scendere lontano da te. Ma va a casa, ma quale a casa? Stamattina è venuto il proprietario a casa, con una lettera sfratta, perché mi pagate manco pensione non so che mese. Ma che stai dicendo, Luci? Che sto dicendo che non ce la faccio più, con il gioco, verso il lavoro, a casa e pure la famiglia tua. Mi sono stancata di combattere. E non voglio stare manco più insieme a te, finché non divento nonna, ma me le dimostra e cagna la vita, e non ne spendere più tutti i soldi con i uomini, e poi decidi se ha già tornato con te. Luci, calmati un po', sono sicuro che qui stia con lavoro.
mi usciranno i numeri che ho giocato e pavamo tutti i libri. Ma tu stai ancora continuando! E suona, state buone, Gennà! Che ti ho detto che il gioco sta rovinando te e la tua famiglia. Cerca di cagnare, cerca di finire, poi non mi consigli, non stai seduto qua a tavolo di mezza panina. Ho appiccicato pure ragazzi, cerca di pace. Io me la già io, perché sennò non ho più parole. Guarda, tu hai giocato il capitale, da 2 minuti che sono stato ok, quando 3-4 piedi non so mangiare. Avrà ragione tu. Cerca di pace e va a casa, fammi bene. Ciao, Fred, ciao. Ciao, Fred, ciao. Ma tu un caffè, vero? Ma stiamo bello, mettiamo un caffè, Maria, fa una cosa, ma va a giocare di Lupi, per Mariambi, che sicuramente sta piccolo esce, molto sempre hanno dei oggi, vediamo un po'. Senti, Lucy, io vado a giocare i biglietti, vado a giocare, però da già dice la verità, a me sta piccolo fra marito e moglie, mi ha fatto male assai. Mamma mia, Maria, ma che le fanno sempre che stai che la prima volta si appiccicano, va a giocare, Vado a giocare, però mi dice una cosa, ma prima di quale progetto mi volevi parlare? ja siete un attimo, molto ti sta così. Ti ricordi tu che lui prima che era filina, non può fare più avanti, perché un po' perché sei spastriato, un po' perché vede che cose sono cagnate, insomma che sta cristiano, non è più in grado di invogliare la gente a lei far giocare, capito? Allora così, allora si fa proprio te, ci deve era un bangolotto. Un bangolotto? Sì, un bangolotto. Ci conviene rilevare sul bangolotto, ma se la finita e ti canto guadagni niente, tu vuoi rilevare il bangolotto. Mamma mia, Maria, ma lo sto dicendo, che lei si canna è buona, ci sta facendo. Io so che non siamo in grado, gli fa giocare la gente, però come faccio giocare bella la gente? Va a giocare, va a parlare, va. Non faccio la S quando? Sì signore, sai, no, appiccico per lei, appiccico Mario anche, la già lì, si va a agenda. Totò, forse è meglio fare a casa, Però sapete com'è strano, stamattina ci siamo lamentati che non succedeva mai niente. Mai. E poi succede purtroppo assai. Un bel po'. State buono, va, ci vediamo rimane. Ma raccomando, Ciao. ciao ragazzi. E viene venuto a picciare un po' voi. Una columna, coste, di spicci, E devo dire una cosa, mi risolvo. Lu vado un pochino bagno, se io ci andiamo. Scegli la prossima volta dopo buono. Andiamo un genio. Prova. Prova a dirlo io? Dai. Detto che non va. Sono 12 anni. Prova? Ok, è sempre quel giorno, giusto? Sono passati alcuni anni. Nel quartiere sono cambiate alcune cose. Rosella e Maria con le loro macchinazioni sono giunte finalmente al loro scopo, e cioè diventare proprietarie del bangolotto di Rafilina. Sia Gennaro che la moglie Lucia non sono stati più visti nel quartiere. Totò e Alfreda hanno continuato a frequentarsi, anche se non assiduamente.
mentre l'oste si è sposato e avendo un aiuto femminile, la sua attività si è trasformata da osteria a trattoria, sempre da Vincenzo. Caro amico che sei qui venuto, resta pure sulla sedia, comodo e seduto. Questa storia che stai a quella, non soffre nulla. E vista la vita non mi cadventa? Si spezza, si chiede, si ammappucea, si spezza, poi si accartoccerà in un momento, tutto per una vita fatta di leggerezza. Ma che stai libertà? Ma è buono, stai in chiesa, ma a che ci sei? Non re regina, ma sono veramente più felici di chi sei. La verità, amico mio, è una sola. Tu mi domanderai, qual è questa parola? E tu dici tutto. È Gesù Cristo quello che consola. Pure mio fratello è stato in parrucchiere, e capace, reggente, e macchinetta. Una vita chiene guaia e mai perfetta. Fino a quando però? Non bello fare, dice. Una vita sola di Gesù ti parla. Disse prima l'ascoltava e poi l'accettò. E da quel giorno stesso la scaduta fratello terminò. Poi il fratello ricco non è dignità. Sapete che la spesa stava un accordo, ma in dopo sta baciato, perché questo è solo. Gesù giocò. Perciò, caro amico mio, fatti astuto, affida la tua vita al Signor Gesù e non sta abbattuto e finirà anche la tua di schiavitù. Forse il tuo peso non è giusto, forse sarà sicuro una cosa, forse tiene un fuoco che dall'anima, ma Gesù è sicuramente una cosa. Ora che sta mia così a prima che sta luce si studia, spero che qualche Oh Alfredo, Poi, tu, ciao, buongiorno, come va? ciao, tutto bene, un giornata Ah, molto bene. E chi li sta che giù, no? Ma c'è sempre queste notizie, non avevo mai chiesto. Vabbè, comunque, a te tutto a posto, un lavoro, a casa, Sì, tutto a posto, Alfredo, tutto a posto. Per il lavoro, insomma, arrangio, anche bassi, arrangio, però vado avanti. mi fa piacere. Sì, sì. Senti, erano giorni che stavo riflettendo e pensando a Gennaro. Ah, Gennaro. Gennaro. Ma quando che la famosa appiccica che faceva tra Sì, siamo, sì, sì. ma quanto tempo è passato? Sono passati 5 6 anni. 6 anni. 6 anni. Ma poi tu l'hai visto più? Niente, sparito. E la moglie? Niente, Sì, zero. niente. Lui ti ricordi che doveva andare a casa a parlare con la moglie, da quel momento nel quartiere non si sono viste più. Niente. Ma tu non eri proprio amica. Andavi a giocare pure tu sempre un bangolotto, si fa qua, a tempo che si sei a fare uomo, no? Se lo sta facendo no. Ma Manino, giù alle piedi. Ma guarda, non confondiamo le cose, io sono il suo migliore amico ancora oggi, pure se non lo vedi da 6 anni. Ma io, modestamente, non c'è mai dovuto un altro, mai. E poi a me suo, mai non mi piace. E per voi, Gennaro, vuoi come sai di con il pezzo? Con la speranza di vincere, perdere tutto quello che sei, tutto. Fammi io il giornale, Buongiorno. Vendete qualche cosa? Vedete? Ma l'oste si è portato ad aiutare. No, è la moglie, si chiama Maia. E so che dalla stessa scuola. Maia. Nome è strano, perché vi chiamate Maia? Perché quando ero piccerello non andavo mai a fare niente. Quando io ero piccerino. Ma un garrato, certo. Signor, vendete o non vendete? Sì, signore, rispondo io, vendiamo dalle vostre labbra, vendiamo. In che senso? Niente, signore, non abbattuto. Portateci 2 caffè. Io non capisco proprio. Poi diciamo che sono anni che non mi capisco. No, veramente sono anni che non capisco la pubblica. Ma avete pure a cuccia da sé, ma che bella zona. Vincenzo,
cosa per me è dieta? Ma che cucinare? Ma può a tenere la verità, va a cucinare l'alimentare. 2 caffè alimentari. 2 caffè. Alimentari. Dai, che mia, prima di andare a un bagariere, dammi ci appiglia qualcosa sul bar. Hai capito? Tu hai sempre una mano. Ah? Sempre? Se poi se ne rifiutate la mano. Ah, ma è sempre lo stesso qua. Racquado su. Vabbè. Però si mantiene buono, lo 6 anni. Non va a Così. Ma guardiamo la ragazza, se manca un bangalò. aspetta, sto facendo i punti qua. Sto uscendo. Vediamo dopo. 500, anni spesa. Ti mi hai speso qua. Rusè, oggi non è stata. Mari, oggi non è stato molto profitto, solamente 500 euro. Ma dimmi una cosa. Ma c'è come uno di rilevare sul bangalò? E poi dimmi un'altra cosa. Perché hanno lasciato la Filina a lavorare dentro al bangalò? E come non c'è convenuto di rilevare un bangalò? Ok. Vabbè, ma è oggi che è andata così, poi mica tutti le buone azioni, noi siamo stiamo a buffare. Però tu sai che, quindi la Filina, ma ti ritornate a vivere. O sai che era una buona voglia, non ce la facevi più a combattere la gente, non lo volevi proprio fare più come stile. E non era in grado di invogliare le persone come facciamo noi a farle giocare, che lo facciamo molto bene. Quindi, e poi, o bancolotto si chiama così perché Gesù è proprio la parola. Bancolotto, perché? Perché è proprio il banco del lotto. E che significa banco? È quando trasano il denaro, hai capito? Ma no a loro che giocano, a nulla. Ma dimmi una cosa a me. Ma hanno venuto e fatto questi sceneggiati per invogliare la gente a giocare? No, noi non hanno fermato per sceneggiare. E poi alla fine l'hanno lasciato stare perché come impiegato, per non dare nell'occhio, perché non si può mai sapere. E poi, noi pensiamo una cosa, Maria, quella la gente spera nell'impossibile. E noi che facciamo? Sfruttiamo l'impossibile affinché la gente gioca il più possibile e noi possibilmente ci mettiamo i soldi dentro la sala. Allora, tutta questa cosa ci guadagniamo solo noi, la vincita è solo per noi. Ti faccio il vescino senza niente. Hai ragione. Chiama Mallotta. Chiami. Oste. Oste! Facciano prendere qualche cosa. Sono passati 6 anni, ma qua ci fa sempre ombrella con l'oste. Mamma mia, io mi scordo sempre un fazzoletto. Vendiamo qualche cosa. Vendiamo qualche cosa. Vendiamo 2 limonate. Meno male, perché qua non pende mai nessuno, non pende. Meno male che non pende mai nessuno. Noi comunque stiamo belle diritto. E voi avete detto non pende mai nessuno. Ma stiamo comprando la pizza. Come? Stiamo comprando la pizza? Come sta da pizza? Mamma mia, Mari, ma ti pure tu non hai fatto l'oste. Era una metafora, l'ho detto tanto per scherzare, per fare una battuta. Ho sbagliato, non avevo capito. Giusto per, mica stiamo comprando la pizza, no a pese. Vabbè. Non avevo capito, te l'ho detto, mi sono sbagliato. Ma chi non ha girato la pizza, non annunciato, a non credere, chi la cosa ma no, non dobbiamo mai dire. E noi stiamo già arrivando a cominciare. Che fece l'uomo
È Gennaro. Quanti minuti fa stiamo parlando di Gennaro? Ciao Alfredo. Che combinazione? Ciao, Gennaro. io vedevo una figura amica. Ciao, Gennaro. Ciao. Accomoda 2 minuti con... Che ci fai questi combinati? È una storia un po' lunga. Abbiamo tempo, Sono alcuni anni che non ci vediamo, amici. Sono passati tanti anni. Io mi ricordo l'ultima volta che ti ho visto, dovevi andare a casa a parlare con tuo amore. 6 anni fa, e poi da musica. E poi da lui da musica. E chi si scorda che l'hai quando venivi a casa, no? Andai a casa, ma ormai era troppo tardi per rimediare a tutti i miei errori. Avevo perso lavoro, tenevo sfratto esecutivo coppa a casa e mia moglie se ne è venuta che i figli a vivere dalla madre. Sì, Gennaro, ricordo, io personalmente ti ho visto abbattuto, ma quel giorno ti ho visto particolarmente abbattuto. Chiunque si è abbattuto in quella situazione, non sapevo più che aveva fatto. Scusa, racconti, tu dici. Io non tenevo più una lira, non sapevo che va a fare. E prima tu me, non sono un coglione. Tu non navigavi in buone acque, figurati se veniva da te. Comunque io, amici, cercai di fare qualche lavoretto, ma non fui cosa. No. E così mi ricetta a chiedere l'elemosina. Proprio io come a chilo cristiano là, come mi dispiace, mamma mia. Ma secondo me come te l'hai vista proprio brutta. Vista brutta, ragazzi. Sapesse quando potevo mangiare. Sapesse per dormire, ma ci ho arrangiato a dormire sotto i ponti, dinte di cartone, dinte in macchina abbandonate. A un certo punto mi dovete credere, ho pensato pure di farla finita. Però fu proprio in quel momento critico, no? Che mi si avvicinò un uomo. E io lo raccontai tutta la mia storia. E mi dice, ti voglio presentare un uomo che ti libera dall'oppressione e dalla disperazione. Perché? Infatti mi parlai di Gesù. E mi dicette che non mi doveva battere, che Is stava sempre con me. Ma poi ti ha aiutato, ti ha dato qualcosa da mangiare. Sì, mi ha aiutato, sì, mi ha dato da mangiare, ma fece molto di più. Mi ospitò a casa sua fino a quando io non trovai un lavoro. Però nello stesso tempo io, sai, passavo il mio tempo libero a leggere la Sacra Bibbia, così approfondivo e vedevo tutto l'amore e i prodigi che faceva questo Gesù. E oggi, come avete visto, sto in mezzo a questo gruppo a portare l'Evangelo. Mo si capisce perché stai così combinato. Quindi non giochi più, non pensi più ai numeri. I numeri? I numeri. I numeri sono stati molto importanti per me. Ma ricordo, mi mandava sempre a me a dire Bandolotti. Hai ragione. Ma che te ne sai dice? Però adesso, sai, tutto è cambiato perché il mio sguardo allora non andava più in là del gioco. Invece adesso ho capito tantissime cose e i miei valori sono completamente cambiati. Mo ti spiego. Mo la vita per me ha una grandissima importanza perché ho capito che anch'io mi devo impegnare per aiutare gli altri perché Totò, Raffaele, è più bello a dare che a ricevere e poco mi ha detto Signore diciamo pure bene proprio con misto ci ha avuto bene. Sì, sono d'accordo, però questo è per la vita. È numero. I numeri, e che prima qualsiasi numero mi faceva venire a voglia un campo e quindi a perdere un po' della mia vita. Invece adesso i numeri mi indicano la strada che devo percorrere. No, non mi capisco. E mo ti spiego subito. Per esempio, 3 e 16 non lo vedo più come un ambo da giocare, ma mi fa ricordare un passo di Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, che fa così. Che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Oppure, non lo so, 9,12, il Vangelo di Matteo. E Gesù avendoli uditi disse non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. E io, caro Totò, io ero malato. E
così, sai, ho trasformato una cosa cattiva in una buona. Ah, vabbè, e tua moglie, i bambini, i figli? Sì, la mia figlia, io appena, sai, trovai il lavoro, naturalmente affittai una casa e cercai di riconquistarla, facendole capire che io ero cagnato completamente. E quindi, come dicevesse, io era diventato no. Quindi state due insieme, sei sanato tutta la situazione? Sì, sì, la mia vita è cambiata in meglio e di conseguenza anche quella di tutta la mia famiglia. Meno male, ci fa piacere. Ma, amici, ma che lo cristiano sta ancora là? Ma che ancora l'elemosina? È sempre stesso, pensa che a mo' nessuno pensa proprio più. Sta mangiando pasta e patata e pure cultuale. Beatais. Vabbè, comunque amici cari, ora faccio lassare perché mia moglie sta solo a casa perché i figli miei non ci stanno. E Maite che ha fatto una pasta e fagioli. Proprio con tutto il sentimento. Bravo. Proprio come piace a me, che poi annanzo re. Ma pure a me, Quindi fate gli sposini, sì. Vabbè, vai a casa, Allora, te lo meriti, te lo meriti. Gennaro, piacere. Stai sempre su questa strada, Che mi piacere. raccomando. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao amico. Ti piace pasta e fagioli? Sì, non viene qui. Vieni a casa mia madre. Vieni a casa. Ti voglio presentare un uomo che ti libererà dall'oppressione e dalla disperazione. Come si chiama? Ma si chiama Gesù! Bene, ringraziamo il Signore per questi attori, facciamo chiamare attori, sono stati bravissimi, Io mi auguro che il messaggio che loro hanno portato stasera possa ciascuno di voi prendere atto di quello che ha ascoltato e fare un esame di coscienza. Abbiamo visto che è una realtà nella nostra vita oggi, che purtroppo la dipendenza dal gioco, ma non solo dal gioco, da qualsiasi cosa, ci porta solo alla rovina. Quindi affidiamoci, come è stato detto, a una persona che ci aiuterà per tutta la nostra vita, che è il Signore Gesù. E il Signore ci benedica tutti quanti. Adesso, prima di lasciarci, voglio ricordare che in fondo ci sta un piccolo buffet, un caffè, un qualcosa così. Facciamo un altro applauso a questi grandi attori.